Agricoltura e territorio, territorio e cultura. Con questo messaggio Coldiretti Treviso ha calcato il prestigioso palcoscenico dell'Expo milanese, portando insieme alle eccellenze agroalimentari della provincia due eccellenze artistiche della Marca. Una riproduzione in gesso del busto di Paolina Borghese scolpito dalle mani di Antonio Canova e la voce del tenore trevigiano Francesco Grolla, autore di un concerto andato in scena nel Roof Garden del padiglione Coldiretti all'insegna del titolo evocativo di Terra Lirica. Terra Lirica esprime un progetto culturale che vuole mettere insieme le nostre eccellenze, le eccellenze che abbiamo sul nostro territorio di una terra che comunque, come dico sempre, è sempre stata lirica. Ma questo significa cultura, arte, bellezze paesaggistiche, ma soprattutto anche i prodotti della nostra terra, non dimentichiamoli, che sono prodotti di una terra straordinaria che nessuno ha al mondo. Per questo per me è un gioco di squadra per riunire l'Italia in un unico progetto, parlando della lirica, che forse è il nostro biglietto della visita nel mondo, ma parlando anche della nostra terra, dei nostri grandi prodotti dell'agroalimentare. Dalla scultura alla lirica all'arte espressa dagli agricoltori della Marca, protagonisti con le loro eccellenze di una giornata tutta trevigiana organizzata all'interno della settimana dedicata da Coldiretti al Veneto. Questo è l'esempio di ciò che non può essere imitato, la lirica è il nostro cibo vero, fatto dai nostri agricoltori in terre straordinarie del Trevigiano. Abbiamo visto veramente tanta gente a scoprire qui con noi i sapori e le verità, le tradizioni, l'artigianato, la cultura trevigiana, e credo che veramente il connubio dell'Expo con la nostra tradizione della Marca trevigiana può significare veramente tanto, come anche un momento di coraggio e di forza per costruire un futuro ancora più forte. Una serata meravigliosa, unica, indimenticabile, come del resto la terra trevigiana sa esprimere. Una serata che ha visto l'agricoltura, le eccellenze del territorio, un patrimonio inestimabile che è arte, che oggi si è confuso, si è intriso di quell'arte che è la lirica, che rappresenta un pochettino quello che è la cultura del nostro territorio, nella sua profondità, nel cuore delle persone. Agricoltura come arte della terra, ma anche responsabilità verso il territorio e la sua salvaguardia. Questa è la missione delle Tute Gialle di Coldiretti, la squadra di giovani imprenditori agricoli che volontariamente mettono le proprie attrezzature a servizio della manutenzione del verde pubblico. Un servizio che Coldiretti attualmente offre nel comune di Vittorio Veneto e che continuerà a offrire nei prossimi 3 anni, grazie al rinnovo della convenzione siglata con l'amministrazione comunale proprio in occasione della giornata all'Expo. Si parla di un importo che nel giro di 3 anni supererà presumibilmente i 300.000 euro. È una scelta che conferma una linea che aveva già l'amministrazione precedente, che noi abbiamo confermato convintamente portando la convenzione da annuale a triennale. Un contratto triennale ci dà fiducia e sicuramente anche per l'amministrazione sarà una garanzia. Tutte gialle ci mettono la faccia e Coldiretti è sempre in prima linea per la salvaguardia e la tutela del territorio.